Benvenuti qui all'antico borgo di Castellumberto, la nostra antica castania. Faremo un tuffo nel passato che vi lascerà senza parole. Un centro davvero meraviglioso, un centro che può veramente aprirvi il cuore e aprire gli occhi alla storia. Una storia che raccontiamo con lacrime di emozione per tutti gli amici di Bella Sicilia. Qui invece era la strada principale e qui ci doveva essere, si dice, una locanda dove praticamente i carrettieri di una volta arrivavano con i muli, prendevano e la sera riposavano qua, era una locanda. Ed immaginate di camminare qui, dove secoli e secoli fa i nostri avi trascorrevano le loro giornate di vita, tra fatica, genuinità e unione. Noi ed io come sindaco, rappresentante dell'amministrazione, abbiamo avuto il privilegio di poter concentrare e incentrare anche il nostro operato alla valorizzazione di questo meraviglioso borgo. Stiamo camminando Però stiamo portando nella storia. Esatto, qui era proprio la strada principale di Castellumberto. E adesso per fortuna abbiamo la possibilità di raccontare e di, diciamo, far conoscere anche questa parte di Castellumberto, diciamo la storia antica di Castellumberto, perché come dicevamo prima è un paese nuovo che ha 100 anni circa, quindi diciamo un po' più moderno. E invece qui era proprio la parte antica dove c'è la storia, fino a 100 anni fa era questo. Infatti si sente un'emozione particolare, Sì, un'energia particolare, sì, un'energia data dalla storia, esatto. dalla genuinità. Passando di qua chiudi gli occhi e tu immagina come si viveva una volta. Qua diciamo. c'era una casa. Una casa, sì, là c'era un palmento. E se queste mura potessero parlare, chissà quante cose avrebbero da raccontare. Tutto case, era tutto case attorno a questa viuzza che si diceva che era la via principale, che portava fino là sopra, dove comincia la strada, la provinciale, dove prima era situata la chiesa madre. Infatti adesso è rimasta solamente il piazzale, però con due colonne per ricordare proprio questa... E guardando queste viuzze, vedendo queste antiche dimore, capiamo come è cambiato il mondo. Sì. Oggi i giovani, le famiglie cercano case con tutti i lussi, anche con lo schiocco di dita si chiudono Sì. e si aprono le tapparelle, mentre Esatto. una volta questo non era neanche nei pensieri Esatto, esatto. Una volta era proprio così, diciamo, prendi la porta, chiudi la porta. E qua c'è un'altra casa con addirittura il forno dentro. Noi siamo orgogliosi di poter oggi trovarci in questo luogo che è stato riportato alla luce grazie anche all'operato e all'intervento di tanti volontari. Io voglio ricordare anche in questo l'assessore della precedente amministrazione, Tullio Scuria, che ha tenuto molto a questo borgo, e sulla scorta poi di quella che era la sua visione, anche noi che abbiamo a cuore questo bellissimo luogo abbiamo continuato l'operato che era stato iniziato, portando alla luce tra l'altro quelle che erano anche le chiese, vari sentieri. Qui è ricco, alcune abitazioni private, i sentieri ovviamente sono dei sentieri comunali, e insieme c'è un unicum. È come ritornare davvero in secoli fa, e ti riporta proprio alle emozioni di secoli fa. E tra l'altro in dei momenti della giornata, soprattutto al crepuscolo, qui si possono ammirare dei panorami meravigliosi. E quindi io vi invito a visitare questo posto. Oggi in particolare ci troviamo qui per un evento che è Degustare Castellumberto, Degustare Castania, però in realtà abbiamo appunto incentrato proprio la nostra estate su diversi eventi che si svolgeranno in manifestazioni in questo luogo, quindi invito tutti a visitare il Borgo Antico. Ricordiamo che il Comune ha a disposizione, ovviamente su appuntamento, su richiesta anche telefonica, mette a disposizione, dicevo, delle guide proprio per spiegare quella che è la storia di ogni singola pietra di questo posto, perché ogni singola pietra parla qui. Qua ci troviamo nei pressi dell'auditorium San Vincenzo Ferreri, chiesa di San Vincenzo Ferreri con annesso il convento. È una chiesa che è stata fondata nel XV secolo, quando a Castania arrivò un certo Fra Giovanni da Pistoia
e portò quello che era il culto nei confronti di San Vincenzo Ferreri. Leggenda vuole che questo frate lanciò un sasso dalla parte superiore di Castania dicendo che dove sarebbe caduto avrebbero dovuto costruire questa chiesa. Costruirono questa chiesa, una chiesa a 3 navate con colonne di ordine toscanico, con 3 absidi, e nell'abside centrale era conservato quello che è il simulacro di San Vincenzo Ferreri, oggi in chiesa madre, patrono di Castellumberto. Vicino a questa chiesa potete notare la chiesa di Santa Barbara, la cui particolarità è il campanile con maioliche nasitane, è una cuspide maiolicata, opera dei fratelli Lazzaro, con colori giallo ferracea. I fratelli Lazzaro, 3 fratelli di origine ebraica di naso, che introdussero nei Nebrodi e in Sicilia la lavorazione delle maioliche. Campanili simili ci sono nel vicino comune di Mirto, a Petralia Soprana, a Burgio e a Castelbuono. Alle mie spalle l'antica chiesa di Santa Barbara, una chiesa ad un'unica navata del 1470, al cui interno aveva un antico quadro di San Gaetano, una statua della Santa che oggi si trova incastonata nel campanile della chiesa madre Maria Santissima Assunta al centro, e un antico arco in pietra arenaria con i simboli dei 4 evangelisti, purtroppo andato perduto. Il tetto è ligneo con motivi floreali, e questa chiesa per molto tempo ha avuto le funzioni di chiesa madre di Castania. Allora, questa era Castellumberto, prima diciamo di 100 anni fa, quando il paese è stato spostato là più a monte per diciamo una frana che ha colpito questa zona. Questa era diciamo la vecchia Castellumberto, era proprio così come la vedete ora, magari con le case che adesso non ci sono più, però queste erano le stradine diciamo che c'erano. Questa è la strada che portava nella piazza, la piazza della Vergogna. Qui c'è il frantoio e qui sono alcune abitazioni che ancora sono rimaste in piedi. Ed immaginate la semplicità di come si viveva una volta, in questi vicoli, tutte in pietra, le case, magari qui diciamo era un posto dove le persone si sedevano, parlavano, e lì c'era il frantoio diciamo dove si lavorava. Una volta c'era poco, ma c'era tutto. C'era poco ma tutto, esatto. Semplicità e questi borghi che veramente ancora hanno il loro fascino. Amici di Bella Sicilia, invece, proseguendo per questa strada, torniamo indietro ancora di più. Torniamo al 1100-1200 con i resti dell'antica chiesa di San Nicola di Bari, la prima chiesa madre di Castania, chiesa che aveva il culto greco-bizantino e che era amministrata dai monaci basiliani di Maniace. Questo fino all'anno scorso era un sentiero inaccessibile, completamente inaccessibile e impervio, per via insomma dei rovi. È stato fatto un'opera di bonifica e di pulizia proprio l'anno scorso ed è stato inaugurato il 2 agosto del 2025, è stato riaperto. Quindi stiamo percorrendo una stradina di 900 anni fa. Sì, sì. Qui che vita si svolgeva? Cosa possiamo immaginare chiudendo gli occhi? Siamo nel 1100, qui cosa vedevamo? Vabbè, possiamo immaginare un viavaio di persone che venivano a Castania per diversi affari, tant'è che nella parte superiore di questa zona vi è un antico fondaco che serviva da ricovero per i mercanti che venivano a Castania per comprare, per vendere, insomma, per quella che era la vita commerciale. Amici di Bella Sicilia, cosa ne pensate di questo luogo che stiamo scoprendo noi per la prima volta? Davvero è un tuffo nel passato e l'emozione è davvero grandissima. Lasciatelo scritto nei commenti e noi continuiamo. Quindi questo luogo è stato abbandonato Sì, per tutti questi secoli. Sì, Poi
cosa ha portato la riscoperta? Qual è stata la miccia che ha acceso la voglia di bellezza, di ritorno al passato? Vabbè, proprio la voglia di riscoperta delle proprie radici e della propria storia. Storia che purtroppo per alcuni versi la storia di Castellumberto è andata persa. Qui cosa ammiriamo? Vabbè, qua c'è la strada, insomma, una delle vie di Castania, e la particolarità sono questi muretti. Queste erano chiuse, erano delle case? Sì, sì. Molto probabilmente sono andate distrutte, insomma, dal tempo e dagli eventi calamitosi che hanno caratterizzato questa zona, tant'è che fu Castania fino al 1865, quando a causa di una frana venne spostato. Esattamente il 2 giugno 1865 il re Vittorio Emanuele II firmò il Regio Decreto che autorizzava lo spostamento dell'antica Castania a quello che è il nuovo sito. E questo è il sentiero che porta all'antica chiesa di San Nicola, come dicevo poco fa. Proseguendo si può arrivare ai resti dell'antica chiesa di San Sebastiano, chiesa di San Sebastiano che è stata riportata alla luce lo scorso anno, chiesa di San Sebastiano che era particolare perché aveva un campanile, insomma, particolare con un sistema di scale tipo a ellittiche. Prego, può fare strada. E salendo si arriva a quella che era la Basilica di Santa Febronia, basilica che è stata rinvenuta l'anno scorso e della quale rimangono, insomma, dei ruderi, pezzi di colonna. Da qua scendendo si arriva a quelli che sono i ruderi di San Nicola. E la semplicità, pietra e legno. Ecco, questo è un esempio tipico di abitazione dell'antica Castania. Qua magari dormivano tante persone. Sotto magari avevano il magazzino, avevano gli animali e sopra, insomma, avevano l'abitazione dove, insomma, con cose semplici, insomma, si adattavano. Ma quanto è grande quest'area? È abbastanza vasta. Consideri che si racconta che Castania avesse 32 chiese, che poi non sono tutte chiese, ma sono chiese e edicole votive o cappelle gentilizie. Noi non vogliamo svelare tutto perché quale invito facciamo agli amici di Bella Sicilia? Di venire e visitare l'antico borgo di Castania e di visitare Castellumberto, anche perché il nuovo sito è un paese relativamente giovane ed è un paese che offre tanto dal punto di vista sportivo, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista culturale. Tant'è che è un paese abbastanza vivo, si organizzano diverse manifestazioni durante l'anno proprio a carattere culturale, a carattere neogastronomico, proprio al fine di far conoscere Castellumberto e al fine della fidelizzazione dei turisti a quello che può essere Castellumberto. Noi non scendiamo, ma da qua dove si andava? All'antica chiesa di San Nicola. E prossimamente vedremo di scoprirla, ma nel frattempo invitiamo tutti gli amici di Bella Sicilia a venire a scoprirla di persona. Signori, buon pomeriggio! Come raggiungere questo luogo? In molti saranno incuriositi. Allora è molto semplice perché basta prendere la provinciale dal Fondovalle che porta appunto nella parte poi di Castellumberto e fermarsi, poi vedrete nel vecchio centro, si chiama proprio una contrada Paese Vecchio, Vecchio Centro, nei pressi di una piazzetta rotonda, voi vedrete ci sono le indicazioni turistiche adeguate che sono state poste tra l'altro lo scorso anno e vedrete proprio che c'è il borgo l'antico borgo di Castania e quindi è facile poi da trovare. Scopriamo solo qualche piccolo dettaglio, una pietra particolare originale, ci avviciniamo? Sì, assolutamente, si trova in diversi comuni devo dire, almeno a me è capitato di vederla anche in altri e viene definita la balata Uculo che è praticamente una sorta di espiazione, no? Una sorta di tribunale all'aperto perché appunto come dice giustamente le pene consistevano in delle frustate che venivano però date pubblicamente e quindi quasi catarticamente per gli altri ma nello stesso tempo
tempo emblematico per dissuaderli dal commettere dei reati o comunque dal commettere degli atti che dovessero essere poi puniti. L'imperativo è chiunque vorrebbe tornare indietro nel tempo, Sì. scoprire la storia di una volta, venire qui. Sì, è proprio, guarda, ha usato il termine, la frase perfetta, chi vuole tornare indietro nel tempo, tornare indietro però con un sapore tutto attuale, perché torni comunque con occhi sì verso il passato, ma con occhi consapevoli del presente. Quindi noi invitiamo davvero tutti a venire, perché è una ricchezza di Castellumberto che stiamo cercando di far conoscere e di valorizzare appieno, quindi vi aspettiamo. Grazie sindaco. Ciao Ora amici di Bella continueremo il Sicilia. tour e al prossimo video, grazie.